Di nuovo in diretta con il Sindaco Risponde, un'ora di linea diretta con il Sindaco di Padova. Potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure mandarci un sms al 345 334 1171. Ovviamente vedete anche la nostra mail, il sindaco risponde @gruppotv7.com, per poterci scrivere durante la settimana. Sindaco, so che abbiamo già una telefonata, quindi buonasera, chi abbiamo in linea e da dove chiama? Pronto? Buonasera, da Chiesanova. Sì, come si chiama? Pronto? Renato mi chiamo. Renato da Chiesanova, può fare la sua domanda al sindaco in diretta? Posso farla? Assolutamente. Bene. Sì. Grazie. Pronto? Sì. Buonasera, signor Sindaco. Il sindaco la sente. Buonasera, sono Renato. Mi sente, sì? Grazie. Tanto posso dire che è una brava persona. Grazie. E poi le auguro tanto bene, questo è poco ma sicuro. Si ricorda che ci ha fatto la festa a tutti quelli che avevano 50 anni di matrimonio. Molto bella, speriamo di riprendere queste abitudini, sono molto belle. Grazie intanto. Però è un anno e mezzo che cerco di incontrarla, la sua segretaria sa qualcosa, perché ci sono due problemi abbastanza grandi prima che succeda qualche omicidio stradale. Sì. Omicidio stradale. Via della Biscia. Sì. È un anno e mezzo che cerco di parlare col capo dei vigili, ecco, mai avuto un confronto, mai avuto che venga qui davanti alle nostre case per vedere a che velocità vanno in via della Biscia, dai 60 ai 100 all'ora. Avevo un'altra richiesta dopo? Non è una barzelletta? Non ci credo. Non ci sono dosi, non c'è un dissuasore? Ecco, poi c'è anche manca anche un pezzo di marciapiede, scusi, sa sindaco, davanti dove ci sono i caduti inglesi, circa un 100 metri. Com'è possibile andare avanti così con gli anziani che ci sono in questa benedetta via? Grazie allora per ovviamente la sua segnalazione. Sindaco, via della Biscia diceva, anticipava già lei, insomma, un tema un po' delicato. La via della Biscia la conosco perfettamente, via stretta, difficile, spesso macchine parcheggiate e la velocità... mi spiace che sia un anno e mezzo che chiede di parlare con me, insomma, anzi domani lo chiamo, però non esiste, che io sono sempre disponibile con tutti, per cui forse c'è stato qualche fraintendimento. Certo, anche perché poi insomma noi poi tutte le richieste ovviamente ve le giriamo, le giriamo ai vostri uffici. Lo chiamo io personalmente, ma mi dispiace sentire, però interverrò con la polizia locale per veramente verificare. Gli eccessi di velocità purtroppo ci sono, questo va in base educazione e correttezza rispetto agli altri, come sempre. Farò in modo tale che la polizia locale faccia qualche verifica e sanzione chi va via a alta velocità. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Maurizio Gagliolo, sempre da Chiesanova, ma non c'entra con via della Biscia. Vada Maurizio. Allora, senta signor Sindaco, volevo chiedere una cosa. Intanto è la prima volta che ascolto la trasmissione, per cui forse mi sono perso qualcosa nelle precedenti, però magari io provo. Allora, intanto sono molto contento, ho sentito che la settimana scorsa è stato definito dal PNRR anche il discorso del SIR 2, e quindi sono veramente, come lei del resto, molto contento di questa cosa. Ma agganciandomi a questo, volevo chiedere, so che diciamo durante l'estate avete fatto almeno un incontro anche con gli amministratori dei comuni limitrofi al Ponte San Nicolò a Legnaro per casomai estendere la linea SIR 3 a Legnaro. Che fine ha fatto? C'è qualche esito positivo? Qualcosa si sa? Bene, altre domande, signor Maurizio? Sì, c'era poi una domanda un po' più specifica che riguarda il fatto, io sono cieco e volevo capire, e qui mi rendo conto che magari il sindaco direttamente non è direttamente a conoscenza, però magari si può far tramite con l'assessore di competenza e con l'amministrazione, il discorso degli avvisatori acustici dei semafori.
in qualche maniera mi sembra che sia quello che si usa, la tecnologia che si utilizza a Padova, sia un po' obsoleta, e che quindi gli altoparlanti, a parte che spesso sono indirizzati male, ma comunque mi è stato detto che in teoria il volume si regola in base al volume del traffico, però a me non sembra, e spesso sembra invece che si starino completamente, sono quasi inaudibili, quindi per un cieco la cosa diventa a volte abbastanza difficile. Grazie. Perfetto, grazie signor Maurizio, ovviamente continua a seguirci. Sindaco, due grossi temi, allora, tram e poi gli avvisatori acustici. Avvisatori acustici, semafori, non so rispondere, faccio rispondere, ogni volta che incrocio un semaforo sento l'avvisatore acustico, non so se è regolabile, domanda interessante anche per me, non lo sapevo. Per cui verifico sicuramente. Per quanto riguarda i tram, allora sono stato contentissimo ovviamente perché abbiamo ricevuto 335 milioni per fare il SIL2, vuol dire collegare Rubano a Vigonza, vuol dire fare 18 km e mezzo, stiamo già da 2 mesi lavorando con i tecnici, i nostri tecnici interni, perché va fatto entro giugno 2026, che è domani per quanto riguarda il lavoro. Ce la farete? Certo che so, sicuramente, non c'è ombra di dubbio, perché abbiamo la fortuna di avere gente preparata e capace a livello interno. E sia a livello interno che come APS, che è controllata al 100%. Per quanto riguarda, per cui questa verrà fatta e cambierà veramente la mobilità di Padova, perché oltre a questa linea Rubano di Vigonza c'era quella volta Barozzo a cominciare prima a avere i lavori e l'attuale, quella della Cella, per cui Padova cambierà, porterà 20 milioni di persone all'anno. È una tecnologia sulla quale credete molto voi? Crediamo tantissimo, ma non solo noi, crede anche Alstom. Alstom è la seconda azienda mondiale del trasporto di massa, che ha acquisito NTL, che chi fabbrica attualmente il tram. Primo, è una garanzia per il futuro del tram. Secondo, crede molto l'azienda, crede molto proprio in questo. È una mobilità diversa dal tradizionale, che sarebbe quella, il classico tram con le due linee a terra, perché ha un raggio di copertura molto stretto, adatto a città storiche come la nostra, e anche riesce a superare pendenze che il tram tradizionale non può fare, per cui molto contento. Per quanto riguarda il prolungamento dell'attuale linea, stiamo cercando di ottenere finanziamenti, siamo d'accordo con gli amministratori locali, allungare il tragitto sarebbe importantissimo. Ricordo che c'è una sede universitaria, sono molte cose che potremmo assolvere. Per cui siamo in fase progettuale per chiedere i finanziamenti, non abbiamo ottenuto i finanziamenti. Niente gli altri finanziato o dal comune o dall'amministrazione pubblica, nel senso totale. Per quanto riguarda l'altra, non è assolutamente finanziata, stiamo facendo il progetto per presentare per richiedere il finanziamento. Speriamo che arrivi presto. Altri 4 messaggi. Elisabetta, possiamo andare con il primo di questa nuova serie di messaggi per il sindaco. Buonasera, sono Enrico dalla Mandria. Volevo fare i sentiti complimenti al sindaco per la presenza manifestata un paio di mercoledì fa la sera al Portello in mezzo ai giovani. Un saluto, grazie ancora, Enrico da Mandria. È il tema legato insomma anche alla Movida, perché ovviamente siete andati personalmente anche a verificare la situazione. Sì, a me piace verificare, capire veramente sul posto, al di là di sentirmi dire i rapporti. Prima sono stato... È incredibile, veramente, Portello era pieno di ragazzi, erano dei 6 ragazzi che si comportavano educatamente, correttamente, sì, ognuno beveva lo spritz, ma è bellissimo. Noi siamo una città che sotto questo aspetto siamo una città universitaria, abbiamo tantissimi studenti. E i studenti seguono il modo, adesso il modo del Portello, una volta era il ghetto, Piazza dei Signori, dipende, però è una fortuna averli. Io ricordo veramente con terrore, durante il lockdown non c'era nessuno, eravamo in città vuota, faceva rabbrividire. Adesso io so che i ragazzi... Qualche disagio insomma c'è. C'è qualche disagio, è indubbio, però per questo abbiamo chiesto a queste 10 persone che danno una mano proprio ai ragazzi a essere rispettosi degli altri, essere responsabili e non esagerare i comportamenti. Ricordo che anche i bar, i ristoranti stanno collaborando al 110%, per cui
a mezzanotte termina la musica, bisogna essere un po' tolleranti, sia per quanto riguarda, ma perché 1000-2000 persone già chiacchierando disturbano ovviamente, però pensate, una città vuota non è Padova. Certo, andiamo con il prossimo messaggio. Perché il cavalcavia Borgomagno è parzialmente chiuso da quasi un anno senza che si vedano mai lavori in corso, lo chiede Alberto. Stiamo facendo manutenzione per quanto riguarda il ponte sotto l'aspetto della sicurezza. Mi spiego. Cadevano calcinacci sopra i treni, pericolosissimo. In collaborazione con la ferrovia, stanno lavorando di notte ovviamente, sorvegliati dalle Ferrovie dello Stato in periodi molto stretti, per cui in termini di sicurezza stiamo lavorando, è un lavoro molto costoso, quasi €1 milione che dobbiamo fare per la sicurezza dei treni. Stiamo lavoro in continuazione di notte, è l'unico modo per lavorare. Quindi forse anche un po' per quello che non si vedono spesso. Non si vede nessuno perché lavoro sotto e di notte, per cui non si vede. Abbiamo messo guardrail, protezione, stiamo cercando di capire anche per evitare dei codex, si sono fermate, stiamo lavorando, però non si vede perché lavoro di notte, se uno va di notte lì vede che non vede. Terzo messaggio. Quando regalerete lo spazio della caserma Romagnoli ai cittadini di Chiesa Nuova? Grazie per la risposta. Puntata a Chiesa Nuova questa sera, Sindaco. È il mio quartiere. Cave Chiesa Nuova. Sono 150.000 metri quadrati, caserma Romagnoli. Io ero ragazzino, abitavo proprio di fronte, per cui conosco benissimo. Stiamo interloquendo con Invimit, che è proprietario dello Stato, è proprietario della caserma. Ho avuto modo di entrare, era 15 anni che era chiusa come amministratore delegato, stiamo cercando di risolvere il problema. Non è facile, però io sono fiducioso perché il nuovo amministratore delegato dell'Invit è una signora molto giovane che ha idee molto concrete per fare le cose. Ovviamente lo Stato è sempre un po' di difficoltà come in termini di tempi, come può essere amministrazione comunale, però stiamo cercando di risolvere il problema. È un patrimonio importante, 150.000 metri quadrati, pensate, 4 volte la Pardina, che parlano sempre, è enorme, è una città, va irrisolto. Io penso che una parte, circa metà, può sicuramente aumentare il parco delle Brentelle. Quindi magari metà potrebbe essere metà, verde, bisogna pensare a qualcos'altro. Noi immaginiamo anche che il tram passa là davanti e crea una piazza, perché Chiesa Nuova non ha una piazza, Chiesa Nuova è un quartiere che vive nella strada, per cui è immaginabile qualche bel progetto, stiamo già ragionando con Invimit. Come tempi più o meno? I tempi non mi fregate più con i tempi, i miei tempi sono molto diversi da come vengono rispettati. Mi piacerebbe solo riuscire a concretizzare il progetto, perché attualmente rimane un progetto, non è concreto, però nei desideri dell'amministrazione comunale è una cosa molto, e di Chiesa Nuova, aumentare il parco, metà parco, far sì che vengano delle soluzioni sotto lo sport culturale, anche delle abitazioni forse. La piazza passa il tram davanti, diventa un'area importantissima per certo, una nuova area da restituire alla città. Andiamo con il quarto messaggio, Sindaco, di questa serie di richieste per lei. Andiamo a vederlo, eccolo qui. Buonasera, quando verrà sistemata la passerella di Via Goito? Grazie, Orazio. Non sapevo che avesse dei problemi, francamente. Vi garantisco che non so tutto. Mi forzo di sapere un sacco di cose, però questo devo verificarlo da una risposta. Ok, e quindi poi eventualmente magari anche nei prossimi giorni riuscirà poi a verificare questa situazione. Io vi ricordo ancora una volta i numeri grazie ai quali potete insomma partecipare a questa trasmissione. Ci potete telefonare allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci un sms al 345 334 1171 e vedete anche la mail, il sindaco risponde @gruppotv7.com, e quindi poi tramite questo indirizzo mail potete eventualmente mandare le vostre richieste nell'arco della settimana e poi vi risponderemo in diretta, il sindaco vi risponderà in diretta nel corso della prossima puntata del Sindaco Risponde. Altro tema, sindaco, è quello legato ai monopattini. Ormai sono in città praticamente da un mese e mezzo, quindi insomma un periodo in cui magari qualche bilancio un po' lo si può fare. Ecco, siete soddisfatti? Voi state puntando molto sulla mobilità alternativa, sulla mobilità sostenibile, insomma siete soddisfatti dell'arrivo dei monopattini?
Sì, nonostante creino qualche problema, obiettivamente. Infatti avete visto, stiamo facendo anche formazione e educazione di ragazzi che spontaneamente vogliono utilizzare questo mezzo. Un mezzo importante perché ovviamente sotto l'aspetto dell'ambiente è molto importante, è un mezzo facilmente utilizzabile. Un mezzo però che va utilizzato nel rispetto degli altri, non va usato nei marciapiedi, non va usato nei sottoportici, va rispettate le normative di sicurezza. Il governo sta anche cercando di trovare delle soluzioni di sicurezza, vedi casco, vedi luci, vedi tantissime cose. Ma se è un mezzo eccezionale, se viene usato con cervello, con testa, non si può andare via in due, non si può essere usato in maniera non rispettando il codice stradale. Ricordo che la stessa normativa che regola le biciclette regola anche per quanto riguarda il codice stradale, regola il monopattino. Per cui quello che si può fare col bicicletta non si può fare nemmeno col monopattino. Bisogna stare attenti perché è un mezzo che ha una funzionalità tremenda, però va rispettato le norme del codice stradale. Anche perché qui torniamo un po' al tema di prima, Padova, città universitaria, praticamente 60.000 studenti, ovviamente è molto utile, è molto utilizzato, però insomma come diceva lei l'utilizzo deve rispettare anche certe regole da questo però punto dopo, di vista. il primo impatto devo dire che sta assumendo una dimensione di più tranquillità. Invito veramente a non metterlo a parcheggiare in maniera assurda nel marciapiede, basta un po' di rispetto agli altri come sempre e si risolve il problema. Anche le biciclette tra l'altro stanno andando bene, perché avete anche le biciclette, bene. Quelle poi a flusso libero, quindi non è obbligatorio metterle sulle colonnine, ma si possono lasciare ovviamente nel rispetto del decoro urbano, insomma si possono lasciare in città e poi chi è nei paraggi la può prendere. Esattamente, ogni tanto vedo parcheggiato sia biciclette che monopattini in maniera incredibile, ma sono pochi obiettivamente, la maggior parte fanno con responsabilità. Ci prendiamo un'altra breve pausa, torniamo tra pochissimo con Il Sindaco risponde, rimanete con noi.